C'entro anch'io. Eccoci, terzo appuntamento con C'entro Anch'io, speciale vini bresciani. Anche in questo terzo appuntamento, per la gioia di tutte le donne bresciane, è tornato Davide Lazzari, anche perché senza di te che raccontiamo, insomma, Davide. Ciao Carlo, sì, ti vedo sempre molto impreparato, dobbiamo fare un po' di formazione. Sì, non mi mettere in difficoltà più di tanto. Vabbè, noi comunque in formazione ho anche un po' di cultura simpatica, certo, sempre rispettosa del mondo del vino, ma in modo così leggero e cordiale sulle specialità enologiche. E la puntata di oggi, un po' come quella di ieri, dobbiamo ancora dedicarlo un pochino al Franciacorta, perché ci sarebbe tanto da dire sul Franciacorta. Sì, possiamo fare una quarantina di puntate su Franciacorta, ci limitiamo magari a queste, perché appunto la denominazione più importante della provincia necessita un pochino più di esplorazione. Ieri mi hai mancato i vitigni, mi hai mancato l'affinamento del vino. Io? Sì, tu e Antonio che avevi intervistato, purtroppo non siamo andati bene. Oggi ci riproviamo. Sì. Oggi riproviamo, almeno avere un'idea di dove è collocata la Franciacorta. Non siamo a Ponte di Legno sicuramente, siamo nella zona sud del lago d'Iseo, ma vengono definiti in quali comuni si possono coltivare uve Franciacorta. Questa è la prima cosa che devo chiedere, quali sono i comuni che te ne do tre. Allora, Brescia, Palazzolo sull'Oglio, Iseo. Uno di questi tre non permette la coltivazione di uva Franciacorta. Perché io non voglio più far figuracce con te. Poi nella produzione di Franciacorta è anche ammesso l'utilizzo del termine millesimato. Cosa vuol dire millesimato? È un vino importantissimo il millesimato Franciacorta. Allora, facciamo ad esempio tre alternative. Allora, fa almeno 1000 giorni di affinamento, è prodotto al massimo in 1000 bottiglie l'anno, il millesimato, oppure viene prodotto utilizzando principalmente il vino di una singola annata. Mi stavi simpatico alla prima puntata. Vado, mi informo e torno. Ecco, anche oggi siamo qui in Piazza Vittoria e in questa puntata abbiamo avvicinato un signore che secondo me potrebbe funzionare, caro Davide. E tu come ti chiami? Riccardo. Andiamo del tu, dai Riccardo. Certo. Senti Riccardo, tu sei di Brescia, della zona, della provincia? Sì, della provincia. Ecco, e possiamo sapere cosa fai nella vita? Il cuoco. Il cuoco! Beh, allora potrebbe andare bene, stiamo parlando di vini bresciani. Tu che ne sai dei vini bresciani, Riccardo? Sei un consumatore, bevi, non bevi, in amicizia, da solo, te capita? Bevo con gli amici. Calicino. A pranzo. Non bevi per dimenticare? No. Ti faccio due domandine così sul Franciacorta. Sì, ok. Allora, in quale di questi comuni, secondo te, non si possono coltivare uve Franciacorta? A Brescia, Palazzolo sull'Oglio o a Iseo? Non si possono coltivare uve Franciacorta. Brescia, Palazzolo sull'Oglio o Iseo, secondo te? A Brescia. Brescia. Così dice, prendi appunti Davide. Poi, cosa vuol dire secondo te millesimato su una bottiglia di Franciacorta? Che significa millesimato? Che quel vino è prodotto principalmente col vino di una singola annata? Che quel vino è prodotto al massimo per 1000 bottiglie l'anno? Oppure che quel vino resta in affinamento per almeno 1000 giorni? A caso? A caso? Per 1000 giorni. Per 1000 giorni. Oh Davide, arriviamo. Grazie Riccardo, ciao. Grazie a voi, buona serata. Allora Davide, Riccardo ha fatto il bravo, ha fatto bella figura, ha risposto correttamente. Rit. Allora, ma cosa caspita ridi? Ma perché? Allora, secondo me tu Carlo li cerchi apposta che sbagliano le risposte, perché povero Riccardo, lui è indicato come Brescia, non comune in cui è possibile coltivare uva Franciacorta, ma dovete sapere che sulle colline di Sant'Anna invece si può coltivare uva per produrre Franciacorta. E le colline di Sant'Anna sta nel comune di Brescia. Esatto, e quindi Brescia è uno dei comuni della Franciacorta, fisicamente. Il comune in cui non si può coltivare uva Franciacorta era Palazzolo sull'Oglio. Che però effettivamente ti verrebbe da dire Brescia, no? Vabbè, te l'ho fatta trabocchetto apposta, no? Vabbè, poi sto millesimato. Millesimato è molto semplice, perché millesimato viene da millesimo, che è sinonimo di annata, che significa quindi che il vino millesimato è prodotto principalmente col vino di una singola annata, di una singola vendemmia, cioè non mettendo assieme anni diversi di vino. Vedi che abbiamo imparato qualcosa. Semplicissimo per te, però abbiamo imparato queste cose nuove e simpatiche e grazie al nostro Davide. E impariamo anche un'altra cosetta prima di salutarci. C'è un termine dialettale legato al mondo del vino, come sempre? Usato sempre in cantina, indispensabile in una cantina, è la soio o soilo, dipende un po' da come si chiama. Noi la chiamiamo sia soio che soilo, è una grande mastella che serve da supporto, magari quando si svina, quando si tolgono le bucce durante la vinificazione, è ottima da mettere sotto una botte a supporto, diciamo, di questa operazione. Ma qualcuno ci fa anche il bagno, i bambini, no? Sì, una volta i bambini facevano il bagno nella soilo, io da piccolo il bagno nella soilo l'ho fatto. Davvero? Veniva pulita poi per farci vino, ecco, non è che si faceva tutto assieme. Vabbè, grazie Davide,
Grazie a tutti voi, alla prossima qui su Tale Tutto. Ciao!